Ciao a tutte e a tutti. Partiamo dal particolare che è stato ripetuto diverse volte. Era nella sua relazione di richiesta del permesso di costruire la quarta linea, diceva una cosa chiarissima: noi potremmo per legge bruciare più rifiuti, non ce la facciamo, vogliamo fare un'altra linea. Perché era una società privata, benché partecipata dal pubblico in minoranza, deve fare profitto. Allora, qui c'è gente che da molti anni insieme a noi con tanti altri, dall'epoca della terza linea e della privatizzazione, della cessione del servizio comunale dei rifiuti al privato, diciamo che è sbagliato. È sbagliato perché c'è una contraddizione inevitabile fra il fatto di dover fare profitto e il bene dei cittadini. Questo è il problema vero, è il problema per l'acqua. C'è una signora lì con una bandiera, è quello che è successo con l'acqua. Il bene pubblico acqua è stato ceduto a privati per produrre profitto, ma è quello che sta succedendo, che si sta evidenziando, ma che è successo prima della privatizzazione di tutti i servizi pubblici, i trasporti, la sanità, tutto quello che era pubblico adesso non è più destinato a servire innanzitutto il bene comune, ma a produrre profitti, e questo produce il disastro. Questo vogliono continuare a fare ed è il modello che va messo in discussione, il modello che consente di mettere il profitto prima di tutto. Questo è il problema dell'inceneritore, contro il quale siamo assolutamente contrari, qui o a Fusina o dovunque, perché il ciclo dei rifiuti, che è un'altra grandissima fonte di interessi e di guadagni, ma anche un settore su cui notoriamente la malavita mette le mani, ci sono sentenze che lo dimostrano, deve essere invece prima al servizio del cittadino, e quindi stimolare la raccolta differenziata, il riciclaggio, l'economia circolare, cosa che non può essere interesse di società per azioni che devono produrre dividendi per i loro soci. Questa è la contraddizione di fondo, vale per ERA, vale per l'inceneritore, vale per tutto. Questa battaglia è un pezzo di quella battaglia e per quello noi siamo qui.